Allora, benvenuti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, benvenuti ovviamente anche agli amministratori che ci sono in sala, la signora Michela Cesca, assessore alla cultura del comune di Tarzo, è qui con me, Doris Carlet, vice sindaco del comune di Revine Lago. Forse arriva anche il sindaco, ma siccome non ce l'ho fisicamente presente, casomai ce lo segnala lei. Grazie. Ecco, porto anche i saluti del consigliere regionale, dottor Alberto Villanova, che avrebbe voluto essere qui, ma aveva altri 2 impegni contemporaneamente, per cui vabbè, è stato giustificato. Dunque, oggi ospitiamo un convegno importante sui laghi di Revine Lago e Tarzo, con un progetto di ricerca multidisciplinare: archeologia, storia e paesaggio. Noi del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche vi dico subito che seguiremo questo progetto. Lo abbiamo voluto qui oggi perché secondo noi non era stato ben spiegato tempo fa, a marzo forse, ecco, quando c'era stata, in occasione della giornata dell'acqua, erano stati relegati credo a 15 minuti in tutto, 10, ecco, quindi una cosa veramente troppo poco, insomma, e quindi ho voluto che venissero questi ricercatori perché questo progetto è importante. Non solo è importante sapere che cos'è e come partirà, e speriamo anche quando partirà, ma noi vorremmo anche che venissero a ricerca conclusa, cioè vorremmo che venissero a raccontarci che cosa hanno trovato, che cosa possono dirci di più e di quanto ancora non conosciamo di quel meraviglioso sito che è appunto, sono i laghi di Revine. Ecco, è arrivata, buonasera, il sindaco di Revine, grazie per essere qui, grazie. Ecco, quindi il tempo però è davvero molto poco e quindi io veramente non vado oltre, però devo dare il benvenuto e presentarvi i nostri relatori. Cristiano Nicosia, ricercatore geoarcheologo e docente presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, autore di numerose pubblicazioni e libri su tematiche geoarcheologiche e micromorfologiche relative alla formazione di siti archeologici italiani e internazionali. È stato direttore di 6 progetti di ricerca riguardanti queste tematiche, con collaborazione negli Stati Uniti, in Spagna, in Italia, Inghilterra e Tanzania. Dottoressa Marta Modolo, ideatrice e coordinatrice con l'architetto Fattorel del progetto Relacus, di cui parleremo questa sera. Lei è archeologa e collaboratrice alla ricerca presso l'Istituto Catalano di Paleoecologia Umana e Evoluzione Sociale di Tarragona, Spagna, dove ha portato a termine il suo dottorato di ricerca in cotutela con l'Università degli Studi di Ferrara. Si occupa dello studio dei resti faunistici dei giacimenti preistorici e della loro relazione con lo sfruttamento da parte dell'uomo. Negli ultimi 8 anni si è dedicata ad attività di guida ed operatrice didattica presso il Parco Archeologico di Livelet, penso sia da tutti conosciuto, con il quale continua la collaborazione scientifica in progetti esteri. Architetto Lorenzo Fattorel, in fondo, laureato in disegno industriale successivamente in architettura tra il Politecnico di Milano e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, con una tesi che tratta tematiche legate al welfare. Si è occupato di progettazione in vari settori: grafica, fotografia, architettura e design. Negli ultimi 10 anni ha sviluppato e partecipato ad iniziative e progetti in vari paesi del continente africano. Ideatore e coordinatore con la dottoressa Modolo del progetto Relacus. Ultimo però non ve lo presento, nel senso che dovrebbe essere già molto ben conosciuto, il dottor Tomasi gioca in casa e diciamo che farà da moderatore perché è l'unico ricercatore che ha pubblicato ben 2 monografie, una su Revine Lago e l'altra su Tarzo, e penso che questi libri siano in molte case di Revine e di Lago.
Ecco, quindi vi lascio a questo splendido parterre e vi auguro buon ascolto. Buonasera, e fa molto piacere vedere in tanti, che è una bella cosa. Dunque, questa sera i relatori vi parleranno di varie particolarità di questo progetto, chiamiamolo pure Veneto Catalano, che riguarda i vicini laghi di Revine. Io faccio da moderatore, ma introduco brevissimamente sul sito, sul lago di Revine Lago Tarzo. È un sito particolarmente importante perché ha 6.000 anni di storia. 6.000 anni di storia continui, cioè non casuali. Partiamo dal 4000 a.C. col villaggio palafitticolo di Colmaggiore, di raccoglitori neolitici e anche agricoltori neolitici. Poche decine di metri più in là, nel 1923, sono state trovate due spade tipo Sauerbrunn, quindi bronze 1500 a.C. e non si sa se siano buttate a scopo rituale o ritrovamenti casuali, e comunque sono tutte cose che dimostrano una continuità abitativa. Per l'epoca romana abbiamo poco, però a Revine ci sono 4 toponimi prediali di epoca romana, e in particolare uno è dove sorge la chiesa, e quindi si vede proprio l'antico toponimo prediale, cioè il nome del proprietario romano, e la chiesa che sorge lì presso. Un altro poco più a est è Cagnan, che è molto più famoso, il Cagnan di Treviso ovviamente, e c'è un Cagnan anche a San Lorenzo di Montagna che testimonia la presenza di gente che si chiamava Canius di nome. Per l'Alto Medioevo abbiamo prima di tutto quel bellissimo racconto ideale di Venanzio Fortunato, che scrive nella seconda metà del VI secolo, quindi diciamo 1500 anni fa, il quale, quando descrive il Veneto e parla più o meno dalla Pontebana, dice per Cenetam gradiens et amicos ublavilenses, cioè quando sali a Ceneda poi vai a trovare i miei amici a Valdobbiadene, quindi percorre idealmente l'attuale strada della Vallata. E sempre di periodo alto medievale abbiamo una stazione alto medievale di Pian de Frassenet sopra lago, non è mai stata esplorata sistematicamente, ma ha restituito un notevole materiale fittile, quindi terracotta e anche metallico, ferro. Per il Medioevo più tardo abbiamo un castello a Revine, documentato nel 1283, una serie di castelli a Tarazzo, sia alle rive di San Pietro del Tarzo, sia a Corbanese, e anche altri minori a Rezzeretta, quindi una notevole presenza anche medievale. Sempre del Medioevo abbiamo una mezza dozzina di chiese fra Lago, Revine e Fratta. Quindi un continuo, perché poi nell'Evo moderno abbiamo tutti gli edifici del 600, del 700, cioè le chiese, i romitori e tutta una serie di presenze che arrivano fino a noi. Un ultimo vi ricordo così, che a Revine Lago si è combattuta sia una battaglia nel 1848 durante il periodo del risorgimento, un attacco degli austriaci per occupare Belluno, sono passati dal Frascon, che è l'attuale Pian delle Femmine. Hanno tentato, perché sono stati respinti, e nel 1918 c'è l'ultima battaglia della nostra zona a Pian della Spina, in comune di Revine, e quindi ci porta fino al Novecento avanzato. Quindi vedete una continuità notevole. E poi, sempre dal punto di vista non più storico, archeologico ma naturalistico, tenete presente che i laghi sono 224 metri di quota, il punto più alto, il Colle del Poiate, è 1344, quindi sono 1100 metri di dislivello, con dislivelli anche faunistici, quindi si passa dalla flora lacustre di pianura fino a flora residuale, cioè le stelle alpine, diciamo,
con notevoli passaggi, notevoli dislivelli e notevoli anche cambiamenti di favola. Quindi io adesso lascio ai relatori, mi sembra che cominci il dottor Fattorel, e diamo a lui il microfono. Grazie. Sì, se riesco. Sì. Forse mi sentite anche senza microfono, posso parlare senza? Grazie. Così gesticolo. Vado a fare. Buonasera a tutti quanti. Allora, innanzitutto un ringraziamento al Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche per una sensibilità che continua a dimostrare da anni e che questa sensibilità lo ha portato ad ospitare e a creare questo evento e questa iniziativa, e soprattutto perché il dottor Tomasi è stata, come avete potuto capire dalla sua presentazione, una tra le prime persone che abbiamo coinvolto, anche perché il bagaglio culturale e l'esperienza di tutti questi anni ci sono fondamentali per poter arrivare ad alcune delle nostre considerazioni finali, che appunto sono un progetto interdisciplinare, perché vogliono mettere insieme, così come lo è il paesaggio, tanti aspetti che non dipendono solamente da un'unica voce. Il progetto Relacus è un progetto che è nato alcuni mesi fa con la dottoressa Marta Modolo, l'abbiamo presentato alle amministrazioni di Revine Lago e di Tarzo, e da quel momento loro ci hanno sostenuto e ci stanno appoggiando in quello che è nelle loro possibilità, fornendoci quelli che sono gli strumenti di cui noi abbiamo a disposizione, e insieme con loro lo stiamo costruendo, anche perché meglio di noi conoscono quelle che sono le necessità della realtà locale. Appunto sostenuto da loro e anche dalla collaborazione del Comune di Conegliano, che per la fase dei sondaggi che spereremo di avviare verso il mese di giugno contribuiranno fornendoci dei tecnici topografi che ci servono per fare determinati rilevamenti che la dottoressa Modolo vi spiegherà. In un qualche modo, perché abbiamo scelto i laghi, lo ha introdotto perfettamente il dottor Tomasi, perché ci sono 6.000 anni di storia, perché per 6.000 anni l'essere umano ha deciso di investire in questo territorio che sembrerebbe nascosto, e noi stiamo cercando di capire invece come mai è stato una fonte di ispirazione per quelle che sono state delle migrazioni importanti da 6.000 anni fa fino ad investire oggigiorno. I laghi di San Giorgio e di Santa Maria hanno rappresentato da sempre la capacità di rappresentare un territorio che ha bisogno però di essere mantenuto in vita per continuare a dimostrare una qualità. Come lo è in tutti gli altri casi il paesaggio, un paesaggio è fatto da una moltitudine di elementi che possono essere il patrimonio storico, materiale o immateriale. Se il paesaggio non viene mantenuto in vita costantemente, ha un ciclo di vita, e questo ciclo di vita inesorabilmente si viene a consumare. Perciò è fondamentale in questo senso quello che noi stiamo cercando di fare con il progetto Relacus. Anche il termine Relacus nasce dall'idea di utilizzare il latino come lingua di unione in questo rapporto interdisciplinare e internazionale che stiamo tentando di avere con la Catalunya, visto che la lingua romana è una lingua che ci unisce, dato il fatto che le origini le vogliamo attribuire anche in quello che è stato l'influsso del periodo romano, e soprattutto perché la parola re in latino può significare e introdurre varie parole come riciclaggio, riuso, riutilizzo, riqualificazione, e leggendo la bibliografia anche del dottor Tomasi è la prima parte della parola regola, e la regola era uno tra gli elementi che hanno caratterizzato questo territorio. In un qualche modo noi vorremmo cercare di capire quale potrebbe essere la regola base per cercare di creare un'armonia all'interno di questo paesaggio. Le prime slide, ho voluto partire da quella che secondo me è stata un biglietto da visita che i comuni hanno sempre utilizzato per presentare il loro comune e patrimonio storico per Tarzo, patrimonio storico, i laghi come elemento di sussistenza alimentare, come elemento di svago per l'ozio e anche come elemento per creare delle strutture sanitarie, dato che molto probabilmente determinate caratteristiche erano
migliori per quelle che erano i degenti all'interno degli ospedali. Il comune di Revine, la stessa identica cosa. Patrimonio storico, il paesaggio, il neonato Rivadoro, stabilimento Rivadoro, campeggio Rivadoro, costruito alla fine degli anni 50. Questo è l'ultimo ampliamento, che è quello che conosciamo tutt'oggi, e quello che molti di voi conoscono come i laghi di Revine essere il luogo della balneazione. Non era Santa Croce, erano i laghi di Revine. Gliene abbiamo un attimo lasciato questo privilegio. E anche Vittorio Veneto, nelle varie cartoline per sponsorizzare la propria città, approfittava in un qualche modo di dire: ci sono anche i laghi di Revine. Non c'era il lago di Santa Croce. La cartografia è uno tra gli elementi fondamentali che noi stiamo utilizzando per ricostruire il territorio, perché dice molto. E in questo senso, come cartografia, è solo una parte. Stiamo lavorando dal 1500 ad oggi. Queste sono le foto aeree dal 1954 fino al 2018, che ci permettono di capire logicamente in che modo l'uomo contemporaneo sfruttava il territorio, che tracce, perché è fondamentale, le tracce che noi stiamo ritrovando in questo territorio ci permettono di capire su cosa lavorare, qual è il patrimonio. Nel 1954 le tracce erano bene o male riscontrabili in quello che era lo sfruttamento agrario, che oggi così ricco non si trova se non andando a vedere il catasto, che è suddiviso nello stesso modo e ci sta dando un sacco di problemi nel lavoro, e se no fino ad arrivare ad oggi in quelle che sono le placche industriali, che in un futuro serviranno molto probabilmente per ricostruire quella che è la nostra contemporaneità. Altre tracce le riscontriamo dalla cartografia, ad esempio geologica. Qua vado abbastanza veloce, e ci permette di capire, tramite soprattutto quelle linee gialle rosse, come si è trasformato il territorio da un punto di vista morfologico, e questo ci aiuta a capire, se dovessimo fare un piano paesaggistico, a cosa dobbiamo stare attenti, che zone del territorio sono più o meno sensibili, e poi vedremo anche perché. Altre tracce, le tracce, come dicevo, sono un elemento fondamentale che costituiscono il territorio, e il fatto di recuperare la fotografia, la cartografia, e confrontarla con quello che è lo stato attuale ci aiuta a capire l'importanza dei singoli oggetti e capire cosa c'è stato alle spalle. Magari non sono stati realizzati così, in precedenza avevano un altro significato, e potrebbe essere utile se all'interno di questo progetto paesaggistico o di questo progetto interdisciplinare noi riusciamo a cogliere tutte quelle che sono le sfumature del patrimonio del territorio. Altri esempi: come i laghi negli anni 20 venivano utilizzati anche come elemento di sfondo. Il lago era molto importante, molto di più nel passato, è stato molto più importante di quello che era Revine, dato il suo collegamento con Tarzo in alcuni periodi e per altre vicende. Già passa negli anni 40, potrebbe sembrare la stessa cosa, ma se facciamo un ingrandimento sul campanile, già il campanile che noi vediamo sulla chiesa, sull'ex chiesa di San Giorgio di Lago, è diverso di quello degli anni 20. E è un esempio, magari non ci facciamo niente con questa informazione, ma ci aiuta. Noi abbiamo bisogno di entrare il più possibile nello specifico delle cose per poi astrarci e riuscire a unire con un filo rosso. Altri esempi bellissimi del patrimonio architettonico che abbiamo: Villa Bianca a Tarzo, purtroppo adesso non è così isolata, e un'altra villa che è Villa Grimani Mondini, una delle tantissime ville venete per cui la Serenissima ha deciso a un certo punto, oltre che di investire sul Brenta e sul Treviso, di arrivare a Tarzo. Nulla a togliere, però bisogna capire perché. Purtroppo le uniche tracce non sono belle. Le varie vicende storiche, tra cui la Grande Guerra, hanno lasciato sul territorio altri segni, e anche su queste tracce noi dobbiamo ragionare per poter capire di lasciare un percorso legato alla memoria, che non sia retorica ma sia un punto di valorizzazione del territorio. Un altro esempio al quale sono molto affezionato è il fatto di come nell'antichità, chiamiamola così, c'era una coscienza di quello che era l'aspetto idrogeologico del territorio. Queste due fotografie in periodi diversi nel 1945 mostrano un torrente in secca che ha un alveo che potrebbe passare una strada, eppure uno potrebbe dire
è esagerato, ma gli abitanti del territorio sapevano quello che le calamità naturali potevano portare in determinati periodi e di conseguenza costruivano la città in un altro modo. Questo è parte di quello che è il patrimonio che noi stiamo, insieme anche con il contributo del Circolo Vittoriese del dottor Tomasi, andando a mettere dei puntini su una mappa. Sono alcune cose e ci siamo limitati da Tovena, abbiamo un po' sbordato in un altro comune vicino, fino ad arrivare quasi a Vittorio Veneto. Manca la parte di San Lorenzo, perché in questo progetto ci stiamo cercando di concentrare sulla vallata e man mano che studiamo continuiamo ad aggiungere puntini. È un patrimonio immenso. Non siamo stati i primi a pensare di investire in questo territorio. Questo è un progetto di una ferrovia alpina Treviso-Belluno del 1865, per cui nel Regno d'Italia si pensava di collegare Treviso con Eliano, passando per Revine, salendo per Ponte nelle Alpi, facendo il giro per Belluno e tornando giù per Feltre. 1865. Per andare fino a Per andare poi a Costanza. Questo è un altro progetto di una ferrovia, l'allora Ferrovie Statali Italiane, FI, ogni anno cambiano l'acronimo, Ferrovie dello Stato, ok? 13, dal 1913 al 1931 collegava Pieve di Soligo a Susegana, a Punta della Priola, perdonate, e da lì si congiungeva con la linea attuale che collega Udine fino ad arrivare a Venezia. Era previsto anche un tratto fino a Revine Lago, non è stato costruito, ma gli austriaci, dopo la disfatta di Caporetto, hanno pensato bene di prenderci il progetto, farci una linea a scartamento ridotto per munizioni, che è stata in utilizzo fino al 18 e poi è stata completamente dismessa. Come vi facevo l'esempio prima, uno di quello che ci sono delle persone che hanno deciso di investire e c'è qualcuno che ha investito nel camping Rivadoro nel 1955, poi ha deciso di ampliarlo qualche anno successivo. Nel 1975 funzionava benissimo, uno stabilimento così a Santa Croce, forse ce ne sarà uno o due, adesso non l'abbiamo più e questo è oggi. All'asta mi sembra attorno ai 500.000 euro, in stato di abbandono, è un peccato. E il discorso che facevo prima, la coscienza del territorio, 2003, 2011, 2019 fino a qualche giorno fa. Accadono delle cose che sono al di là della nostra volontà, che purtroppo accadono, ma se noi siamo sensibili nel confronto del nostro territorio, non riusciamo magari a risolverle, ma riusciamo ad attenuare quelli che sono gli effetti. Allarme siccità, a volte tutto bloccato a causa dell'eccesso di acqua, e anche le strutture che vengono costruite oggigiorno purtroppo a volte non tengono considerazione troppo di quelle che sono le dinamiche che la natura impone, perché c'è. Concludo, viviamo nel presente, dipendiamo dal passato e dobbiamo creare un futuro, e con questa sensibilità, con questa volontà, il progetto Relacus sta cercando di raccogliere quello che è il patrimonio che va dall'aspetto paesaggistico, architettonico alle leggende, per cercare di ridare un valore a questi territori. Grazie. Bravissimo come tempi, adesso parte il dottor Riccardo. Buonasera a tutti, ringrazio per avermi coinvolto nel progetto e ringrazio voi per essere qui. Io faccio, l'hanno detto all'inizio, il geoarcheologo. Cosa fa il geoarcheologo? Il geoarcheologo è una via di mezzo tra un geologo e un archeologo, no? Studia soprattutto l'ambiente relativo ai siti archeologici, studia la trasformazione del paesaggio in relazione ai siti archeologici, studia i siti, ma non tanto i materiali, i vasi, le monete, quello che è, ma più gli strati, i sedimenti, cioè quello che di solito si butta via, si scava e si butta, e da lì trae informazioni. Quindi il punto, diciamo, l'obiettivo di questa mia presentazione è dare appunto uno sguardo geoarcheologico ai laghi di Revine e l'ambito della vallata. Allora,
Questa è la zona di cui parliamo e i laghi sono qui, lo sappiamo bene, noi siamo Vittorio Veneto da qualche parte qui, però ormai ci sono dei mezzi che ci permettono in maniera molto più facile di approcciare il territorio, sono anche gratis, che non guasta mai. E per esempio, se noi prendiamo un'immagine di Google Earth, che possiamo vedere, ci dà quella tridimensionalità, ci permette di valutare in maniera più forse naturale le forme del paesaggio. Allora, i laghi di Revine stanno dentro una vallata che fa parte di una unità morfostrutturale, si direbbe più ampia, che è la Valle Pisina fondamentalmente. E questa valle, brevemente, saltando di milioni di anni, vorrei farvi vedere come si è formata e quali sono le cose che sono poi alla fine importanti per chi fa archeologia di questo territorio. La valle è fondamentalmente bordata da una catena, vedete qua, una dorsale con quote abbastanza elevate e verso il margine sinistro della valle invece abbiamo delle colline un po' più basse. La dorsale e anche le colline sono l'esito fondamentalmente delle modificazioni, si direbbe, strutturali, cioè dei movimenti e delle fratture della crosta terrestre. E principalmente ci sono tre strutture, tre faglie o cose simili, diciamo, che entrano in gioco. La cosiddetta asse dell'anticlinale Cesena-Colvisentin, che è questa linea qua che vedete, la linea che è una linea di importanza regionale, linea Bassano-Valdobbiadene e Vittorio Veneto, e poi questa faglia Longhere-Fadalto-Longarone, che vedete va in questo senso qua, e ce ne dimenticheremo quasi subito di questa, ma basti per dire che è un movimento, è legato a un movimento che da est spinge la valle. Vedete che la valle praticamente è come se piegasse verso nord, proprio perché è stata spinta, è stata chiusa. L'asse dell'anticlinale Cesena-Colvisentini invece è importante. Se noi facessimo una sezione, diciamo, nella crosta terrestre in questo senso qui, vedete qui c'è Revine e di qua abbiamo il vallone bellunese fondamentalmente, vedremo che gli strati di roccia sono piegati, si dice a ginocchio, è una piega a ginocchio, sono compressi e piegati. Questo è un anticlinale, cioè l'anticlinale è una piegatura nella crosta terrestre. E come si traduce nel territorio, che io posso vedere anche su Google Maps? Tutto questo, diciamo, questa appunto dorsale è questo tipo di struttura, è l'espressione a giorno di questa struttura, che è una piegatura nella crosta terrestre. E che rocce vengono a giorno, che rocce sono in superficie in quest'area? Principalmente calcari, sono rocce del Giurassico e rocce del Cretaceo, calcare del Vajont, rosso ammonitico, calcare Soccer e biancone. Vedete, ho messo un asterisco e due asterischi di fianco a due di questi tipi di rocce. Perché? Perché già qua c'è qualcosa che è importante per chi fa archeologia. Queste rocce sono calcari selciferi, si dice, cioè portano selce. Questa immagine l'ho presa dall'ottimo libro di Marco Peresani sul Cansiglio, quindi un'area assolutamente prossima a noi. Vedete, è una risorsa nel passato avere selce a disposizione, e questa valle qua ha formazioni, appunto il biancone, il calcare Soccer, cioè queste formazioni del Cretaceo che sono ricche di selce di ottima qualità. Quindi vedete che c'è un legame tra geologia, natura del substrato geologico, e archeologia. Cosa potevano fare le persone in questa zona? Il margine invece sinistro della valle, questo qua, quello che abbiamo detto è più basso e più di tipo collinare, ha un'origine diversa. Facciamo un salto di diverse decine di milioni di anni, e sono dati da queste rocce sono del terziario fondamentalmente, e sono rocce, mentre quelle di prima erano deposte in un ambiente marino, queste sono rocce deposte in una situazione di mare che si ritirava. Che espressione superficiale hanno? Vedete, danno luogo a queste linee, dette anche corde, che si leggono molto bene in questo modello digitale del terreno, si leggono anche molto bene in questi diversi colori della carta geologica, che altro non ci dice che a ogni colore corrisponde una roccia diversa. E come si sono formate? Sono formate perché le rocce, la serie sedimentaria di quell'area lì è stata piegata proprio in virtù di una faglia, che è quella che abbiamo visto prima, la linea Bassano-Valdobbiadene e Vittorio Veneto, e le rocce più dure sono sopravvissute all'erosione con maggiore competenza, si dice,
e le rocce più teneri invece sono state smangiate dall'erosione e vedete danno luogo a questo tipo di morfologia qua che si dice rilievo monoclinale o in inglese si dice hogback. Okay? Quindi vedete due diverse situazioni, due diverse quote, due diverse serie di tipi di rocce legate a periodi diversi e a meccanismi diversi. Faccio un salto che se mi vede qualche professore di geologia mi uccide, ma saltiamo diverse glaciazioni, diversi milioni di anni, arriviamo all'ultima glaciazione, okay? Quindi siamo all'ultimo massimo glaciale. Cosa vuol dire? L'ultima pulsazione del periodo, diciamo, del Pleistocene, quindi tra 26.000 e 19.000 anni dal presente. Questa carta qua è una carta che fa vedere tutto il nord Italia. Le zone azzurre sono zone ricoperte da ghiacci, ricoperte da diverse centinaia di metri di ghiaccio. E riconosciamo il ghiacciaio del Garda, okay? Lessini, Verici Ugani, Montello, e vedete il ghiacciaio del Piave occupa praticamente tutto il vallone bellunese, in esso confluiscono il ghiacciaio del Cordevole e del Mis, quindi due valli tributarie, e c'è una lingua di ghiaccio che decide di, per motivi morfologici, cioè per le rocce che incontra, di scendere anche per la Valle Pisina, quindi dove siamo noi, cioè non dove siamo noi, vicino dove sono i laghi di Revine, e visto che siamo a Vittorio Veneto lo diciamo, anche ha una protrusione praticamente verso la pianura e dà luogo a dei cordoni morenici che stanno praticamente sotto Vittorio Veneto. E cosa comporta il fatto che il ghiacciaio si incunei nella nostra valle? Fondamentalmente trasporta scava la valle fondamentalmente, la modifica e trasporta enormi quantità di sedimento. E a questo punto arriviamo molto vicino, anzi arriviamo alla formazione anche dei laghi. Come funziona? Quali sono le tracce di quest'ultima glaciazione, di questa lingua di ghiaccio che vediamo nel territorio? La morena di Gai, che appunto è una morena frontale, cioè è praticamente come se il ghiacciaio, come se fosse una ruspa, ha spinto dei sedimenti davanti a sé, lì si è fermato e li ha lasciati. E quando si è ritirato però questo ghiacciaio? Questo lo sappiamo grazie a un ritrovamento eccezionale che sono i tronchi trovati in località Fornaci. Allora, questa è la morena di Gai, volevo solo farvi vedere, si vede molto bene anche dalle curve di livello di una qualsiasi carta topografica, quindi è una zona un po' più alta. Per quello che riguarda i tronchi, cosa ci dicono? I tronchi sono datati a 14.500 e stanno dentro un deposito che vedete questo, dove sono segnati i tronchi. Ci sono dei sedimenti di tipo lacustre sotto e poi sotto ci sono dei sedimenti che si chiama til di alloggiamento, cioè sedimenti che sono praticamente portati alla base del ghiacciaio. Quindi questa sezione qua mi dice che il ghiacciaio esisteva prima che si deponesse questo strato e prima che si deponesse quest'altro strato, il quale strato dentro c'ha questi tronchi. Di che anni sono i tronchi? 14.500. In quel momento lì vuol dire che il ghiacciaio già lì non c'era più. Okay? Questo mi dà la dimensione temporale per capire la ritirata, diciamo, la ritrazione del ghiacciaio nella valle. Pare che per lo sbarramento prodotto proprio da questa morena frontale e probabilmente un enorme blocco di ghiaccio morto, quindi un pezzo di ghiaccio abbandonato dal ghiacciaio, si venga a configurare in questa parte della valle un lago, lago Lapisino, molto più grande di quello che abbiamo adesso. Un lago di cui i due laghetti di Revine fondamentalmente sono diciamo, l'eredità. Perché? Perché quest'area qua è successivamente, in quest'area non si sono fermati i processi geologici, morfologici, ma sono continuati portando l'interramento del bacino. Quindi il lago era grande, poi è andato ritirandosi. Quali sono i fattori che causano l'interramento del bacino? C'è un emissario, quindi l'emissario, il Soligo, che avrà scavato sempre di più la morena portando fuori acqua. Ci sono dei grossi apporti dai versanti, dobbiamo immaginare un mondo post-glaciale in cui pochissima vegetazione, le rocce sono fiaccate dall'attività del gelo, quindi è molto facile che vengano erose, i sedimenti lungo i versanti vengano erosi e portati nel fondovalle, quindi riempano il fondovalle. E poi c'è anche una sedimentazione lacustre che vedremo tra un secondo, cioè sedimenti che si formano dentro il lago e lo riempono col tempo.
E ultima cosetta, diciamo, per spiegare il mondo postglaciale è la formazione dei conoidi, altre, diciamo, forme del paesaggio molto importanti. Vedete, allo sbocco di dove ci sono dei drenaggi lungo il versante, quindi acqua che scende, si accumulano delle colti detritiche di sedimento ghiaioso, ciottoloso, trasportato appunto dai versanti, e queste coltri sono dette conoidi, cioè hanno una forma di un cono. Vedete che ogni paese ha il suo conoide. Perché? Perché il conoide è un'area rilevata, quindi è un'area dove lo stanziamento umano è preferibile in quanto è meglio drenata, è più alta, eccetera. Quindi ancora qui geologia, sedimentologia, stanziamento umano. Questo è il quadro. Fondamentalmente siamo passati da più di 100 milioni di anni fa a 10.000 anni fa, 5.000 anni fa, ok? Come excursus. E vi faccio vedere una cosa, di cosa fa il geoarcheologo sul campo, nello specifico di un piccolo scavo che nel 2016 è stato fatto lungo lo Stret, praticamente, e per il quale ringrazio il dottor Cafiero, che ha diretto lo scavo e che ha anche ovviamente richiesto e sovvenzionato economicamente le analisi delle quali vi faccio vedere proprio un assaggio. E ringrazio anche la dottoressa Prosdocimi, che ha consentito che questi dati preliminarissimi venissero fatti vedere. La foto non è un granché, è una foto di lavoro, però vedete, questo è fondamentalmente un livello archeologico in torba, cioè i materiali archeologici sono contenuti all'interno di torba del Neolitico finale, messo al giorno appunto durante lo scavo. Il mio lavoro è consistito nell'andare qui, vedete, e prendere un pezzo della sequenza stratigrafica e portarlo in laboratorio. Questo è proprio il campione strappato, se vogliamo, dalla sequenza stratigrafica. Come è fatta questa sequenza? Brevissimamente, vedete, ha un sedimento chiaro, grigiastro alla base, un sedimento scuro, la torba, dove dentro ci sono le cose, gli oggetti archeologici, e poi un sedimento beige nella parte alta. Cosa mi dicono questi sedimenti? Io devo pensare che la geoarcheologia e l'analisi al microscopio di questi sedimenti mi può permettere di ricostruire gli ambienti, e vedremo in cosa intendo, stando fermi in quel punto lì, come se avessi potuto mandare avanti gli anni e vedere cosa succede praticamente. Io per analizzare questi campioni cosa viene fatto? Vengono consolidati in una resina, okay, e vengono tagliati in blocchettini. Questo è esattamente quel blocco che avete visto prima, tagliato. Questi blocchettini vengono montati sul microscopio, allora lì posso vedere a grandissima risoluzione le caratteristiche di quei sedimenti. Alla base della sequenza, quel sedimento biancastro è questo qua. Qua stiamo vedendo una cosa che è larga una decina di millimetri, quindi stiamo zoomando con un microscopio. Cosa sono questi sedimenti? Sono crete lacustri, vengono dette, cioè sono sedimenti che si formano quando c'è un livello di stazionamento del lago abbastanza alto. Alcune piante sono in grado di sintetizzare il carbonato di calcio, così come noi sintetizziamo le ossa, alcune alghe sintetizzano delle particelle microscopiche che poi si depositano sul fondo. Quindi se io ho questi sedimenti vuol dire che c'è un livello di acqua abbastanza alto. Successivamente passo a questa parte qua, vedete, marrone, è fatta tutta da piccole fibre vegetali, quindi ho un abbassamento del livello dell'acqua e l'attecchimento di alghe, il deposito di residui vegetali. Quindi i sedimenti mi stanno dicendo qui c'era un livello più elevato, mano a mano si abbassa, ed è in quel momento lì che la zona viene, questo punto qua, viene insediata dall'uomo, cioè non vive ovviamente sott'acqua, l'uomo vive quando può calpestare una zona, e la zona di riva è la zona dove si forma la torba. La torba è un sedimento di sponda, è un sedimento terrigeno, cioè quasi, diciamo, cioè di ambiente non perennemente inondato, ecco. E sono le piante che crescono in quella zona, muoiono e non si decompongono perché il terreno è saturo d'acqua. Quindi in quella torba lì cosa vedo? Vedo le tracce dell'attività antropica, l'attività dell'uomo. Trovo frammenti di osso combusti e vedete anche rotti, questa è la parte centrale, anche rotti come se fossero, anzi, perché sono stati calpestati dai piedi di qualcuno che viveva lì. Quindi io posso dire che questi sedimenti da qui non si sono mossi tanto, questi materiali si sono deposti qua finché l'uomo accumulava la propria spazzatura dove viveva e si sono rotti in situ. Vedo anche delle macchioline grigie qua sotto, siamo sempre al microscopio. Se incrocio i Nichols, si direbbe, cioè metto un particolare filtro,
scopro che queste macchioline sono in realtà frammenti microscopici, sono più piccoli di 1 millimetro probabilmente, di selce. La selce è quella selce che abbiamo visto nelle slide, nelle diapositive precedenti, e piccoli pezzi con spigoli molto vivi, molto appuntiti, mi dicono che sono il residuo della lavorazione delle selce che si accumula dove vivono le persone. 1 minuto e ho finito. Quindi frammenti di osso, frammenti di selce della lavorazione, frammenti di carbone che specialisti di questa materia possono riconoscere e dirmi che piante venivano utilizzate. E chiudo praticamente dicendo: il sedimento invece che chiude la sequenza, che sedimento è? Beh, vedete, è un sedimento che ha questo colore grigio, carbonato di calcio, ma è fatto da tante particelle, vedete, 1, 2, 3, 4, che è sabbia fondamentalmente. E la sabbia da dove mi viene? La sabbia è fondamentalmente erosione dei versanti, trasporto da qualche corso d'acqua, e la cosa interessante sarà capire questa erosione quanto ha a che fare con eventualmente la deforestazione che l'uomo aveva messo in atto per costruire le proprie strutture, per bruciare, per avere campi e pascoli da coltivare. Questo, la risposta non ve la so dire ancora, spero di scoprirla, e vi ringrazio per l'attenzione. Adesso la dottoressa Modolo chiude. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi stasera, vedo molto numerosi, quindi si vede che questi argomenti attraggono sempre l'interesse di molte persone. Volevo ringraziare il Circolo Vittoriese per averci invitati in questa conferenza. Come avete potuto capire, c'è un progetto che abbiamo iniziato in collaborazione con le amministrazioni di Revine Lago e Tarzo. È un progetto con la collaborazione anche del comune di Conegliano per quanto riguarderà le analisi archeologiche che andremo a fare, con il dottor Cristiano Nicosia dell'Università di Padova, e con una collaborazione tra l'istituto dove lavoro io in Catalunya e con l'Università degli Studi di Ferrara. Ci sono 3 gruppi di ricerca diversi che porteranno avanti differenti tematiche. Io mi concentro un po' con voi in quella che è la parte della preistoria, in quanto appunto sono archeologa. Non farò altro che riprendere un po' quelle che sono state le scoperte che persone ovviamente prima di noi hanno fatto nei laghi di Revine e nei territori circostanti, a partire per esempio anche dal gruppo archeologico del Cenedese, di cui vedo all'interno di questa sala alcuni partecipanti che già negli anni 70 avevano iniziato a ritrovare degli importanti resti preistorici sul sito di Colmaggiore. Non parlerò solo del sito di Colmaggiore, però diciamo che è quello su cui mi centrerò leggermente di più. Perché la preistoria del lago? Perché, come ha detto il dottor Nicosia poco fa, il lago era uno unico all'inizio. Poi si è modificato nel corso del tempo e oggi noi abbiamo i laghi di Revine Lago e di Tarzo, però inizialmente era un lago unico. Poi vi mostrerò anche alcune mappe cartografiche che fanno vedere la ricostruzione che è stata fatta nel corso del tempo. Quindi ci troviamo localizzati qui, ovviamente sapete già perché l'introduzione è già stata fatta. E ci concentreremo appunto su quelli che sono stati i ritrovamenti nella zona vicino ai laghi di Revine. Il sito di Colmaggiore è quello che si vede nella parte qui centrale, poi c'è il giacimento di Fornaci di Revine che il dottor Nicosia aveva già precedentemente descritto, Castello di Revine, dove era stato fatto un piccolo ritrovamento, e di questo ringrazio il dottor Tomasi perché ho preso alcune informazioni dai suoi libri. Naturalmente era stata trovata una punta in selce neolitica, quindi stiamo parlando dell'età del rame,
e poi un campamento su Pian di Frassenè, che è più che altro una stazione medievale, quindi non parlerò solamente della parte, diciamo, di preistoria del Neolitico, però in generale di alcuni tra i più importanti ritrovamenti che sono stati fatti in questa zona. Allora, prima di tutto la foresta di Fornaci. Si tratta di un deposito tardo-vormiano con dei tronchi subfossili. Questa cava è situata in località Fornaci di Revine e già a partire dal 1972 vennero ritrovati moltissimi tronchi subfossili che destarono l'interesse di molti naturalisti. Non stiamo parlando di un sito archeologico dove naturalmente è intervenuto l'uomo, e molti studiosi che facevano parte dell'Istituto Geologico dell'Università di Padova, anche dell'Università di Trento e del dottor Vladimiro Toniello. E destarono interesse perché si trattava di tronchi di larice, e a quel tempo, oggigiorno scusate, l'arice si trova ad una quota molto più alta rispetto a quella in cui sono stati trovati, e molti di questi tronchi, in parte frammentati perché non erano interi naturalmente, sono stati trovati in posizione verticale. E si sono susseguite varie campagne di scavo, diciamo, per trovarli. Tra il 1972 e il 1975 sono venuti alla luce circa 70 tronchi di varie dimensioni, da pochi centimetri, 2 metri, 4 metri e mezzo, e sono stati localizzati sia sulle scarpate della cava, sia durante degli smottamenti che sono avvenuti in quel tempo, sia durante lavori di scavo. Poi abbiamo l'accappamento di Pian di Frassenè, si trova sul monte sopra Santa Maria. Anche queste foto sono state gentilmente concesse dal dottor Tomasi. Io non ero a conoscenza, non le avevo neanche mai viste durante gli anni, per esempio, in cui ho lavorato nel parco dell'Ivelet, perché lì ci concentravamo soprattutto sul sito di Colmaggiore di Tarzo. E si trova questo sito, diciamo così, che oggi non è importantissimo perché è un campo arato a patate ad una quota di circa 1100 metri, però ha fatto affiorare molti reperti che vedete in questa slide. Reperti ceramici, alcune centinaia di reperti ceramici, di ceramica nera, e alcuni oggetti manufatti in ferro, quindi stiamo parlando di un sito di ritrovamenti di epoca medievale, non preistorica in questo caso. Sono stati trovati dal gruppo archeologico di Vittorio in più anni, durante il 1984 e anche il 1985. Qui c'è un'altra immagine di alcuni di questi ritrovamenti, ci sono chiodi in ferro, c'è un frammento di ferro di cavallo, quindi sono comunque una parte di patrimonio che abbiamo in questo sito, diciamo, particolare. E ancora oggi, se non sbaglio, affiorano durante i periodi di aratura alcuni di questi frammenti. Arriviamo al villaggio di Colmaggiore di Tarzo. Questo è un sito archeologico molto importante e parlerò di un particolare aspetto nelle slide successive, perché è uno dei siti palafitticoli tra i più importanti che abbiamo nel nord-est d'Italia, il più importante, che però non è ancora stato riconosciuto nella lista UNESCO rispetto ad altri siti che vi farò vedere nelle slide successive. Ho messo questa cartina presa da una delle pubblicazioni del dottor Tomasi riguardo alla comunità di lago nei secoli, che vi fa rivedere un po' la ricostruzione di quello che era il lago originariamente, quindi nelle parti in color azzurro chiaro, i due laghi di Lago e di Santa Maria, le paludi di Fratta, qui in questa parte, e il lago di Soler. Quindi queste zone ora sono zone di bonifica, diciamo, sono terre umide,
La conformazione dei laghi che voi vedete qui è quella che abbiamo oggigiorno. I due laghi, non l'ho detto prima, però penso che tutti lo sappiate, sono collegati fra di loro tramite il canale, lo Strait o canale delle barche, in cui già nel 1923, e lo vedremo tra poco, erano stati trovati dei reperti archeologici. E sono due tipi di laghi che si alimentano più che altro per risorgive, acqua piovana e da pochi torrenti che hanno un regime però non regolare durante tutto l'anno, e qui abbiamo il canale La Tagliada che permette all'acqua dei due laghi di uscire, poi si collega con il fiume Soligo. Questa è una mappa dove noi possiamo vedere la conformazione del lago, quindi come ha detto l'architetto Fattorel precedentemente, in questo studio, seppur di ordine comunque archeologico, ci dobbiamo sempre appoggiare a quella che è la cartografia per ricostruire quelle che sono le tracce del passato, ed è quella che ci permette poi di fare le nostre analisi future. Bisogna sempre partire dal passato per creare poi quello che avverrà successivamente. Questa è la carta, è una fotografia aerea, scusate, dell'IGM del 54, che ci fa vedere invece quella che è la situazione attuale, diciamo, dei due laghi di Revine, di Tarzo. La zona interessata dai ritrovamenti, quindi dal sito di Colmaggiore, è questa che vedete nell'Istmo. Questa è una foto satellitare attuale. E questa è un bellissimo acquerello, abbiamo messo solamente una parte, non è tutto completo, della fine del 1700, primi dell'800, dove si vedono già a suo tempo le zone, diciamo, più paludose, che sono quelle che rappresentano oggi quello che è la parte centrale, diciamo, l'istmo che c'è tra i due laghi, che collega i due comuni. E anche in questo caso un'altra carta che ci fa vedere come il lago originariamente era uno unico, quindi nel corso del tempo ha subito delle trasformazioni, già dal Medioevo, però soprattutto durante l'epoca ottocentesca. Queste sono alcune leggi, decreti legislativi che riguardano i vincoli di tutela di quest'area di cui sto parlando, sia per il comune di Revine Lago sia per il comune di Tarzo. Il sito di Colmaggiore e in generale tutta la vallata sono sito di interesse comunitario all'interno della rete Natura 2000, hanno vari vincoli paesaggistici, territoriali, anche di interesse archeologico, sono fasce di tutela idrica, sono inserite all'interno della rete ecologica, sono aree e siti di valore ambientale da tutelare, quindi ci sono già dei vincoli stabiliti per legge, questi vincoli vengono rispettati e sulla base poi di questo sappiamo che il patrimonio è ovviamente una cosa importante che bisogna valorizzare, e sarà questo anche lo scopo di tutto il nostro progetto. Qui ci sono alcune delle principali date che hanno interessato gli scavi nel sito di Colmaggiore di Tarzo. Il primo rinvenimento è stato fatto nel 1923, quando a seguito dello scavo del canale delle barche erano stati trovati delle tracce di resti di legno, quindi resti di abitati palafitticoli, due spade in bronzo di tipo Sauerbrunn, come aveva detto all'inizio il dottor Tomasi, e anche dei pugnali in bronzo. Una spada in particolare, che poi vi farò vedere nella slide seguente, è conservata al Museo Civico di Conegliano, dove c'è la Torre del Castello. Altri invece purtroppo nel corso del tempo sono andati persi, perché era comune, come è comune ancora a volte adesso, che alcuni ritrovamenti archeologici, soprattutto se sono belli, vengono venduti e vengono insomma scambiati tra i collezionisti, ecco. La prima vera e propria, diciamo, campagna di scavo è stata fatta nel 1987, quando a seguito degli scavi per la raccolta di torba erano stati individuati numerosi altri frammenti ceramici, frammenti di litica, quindi di selce, un materiale che veniva utilizzato in tutta la preistoria per fare degli strumenti,
molte ossa di animali, sia animali selvatici che domestici, che quindi ci danno una panoramica, diciamo, di quello che era lo sfruttamento e l'utilizzo delle comunità del Neolitico, stiamo parlando di circa 4500 anni a.C., in quest'area, che ovviamente per loro era importante, come lo è stato, e lo abbiamo visto nelle precedenti presentazioni, per 6000 anni, quindi dalla preistoria, e lo è ancora oggi. E il gruppo archeologico del Cenedese aveva a suo tempo ritrovato parte di questi resti archeologici, che sono stati poi pubblicati in una loro pubblicazione, aveva allertato la sovrintendenza archeologica della regione Veneto, e da lì poi negli anni a seguire, nel 1989 e nel 1992, erano partite varie campagne fatte con rigore scientifico, diciamo, dagli addetti ai lavori, per cercare di capire perché erano venuti ad abitare in questo territorio e che cosa c'era, quindi per cercare di ricostruire quelle che in realtà per gli archeologi sono delle tracce molto importanti, però molto spesso per chi non fa questo lavoro sono molto effimere, perché non si riescono a capire se poi non c'è una vera e propria ricostruzione. L'ultimo intervento, come ha detto il dottor Nicosia, è stato nel 2016, a seguito dello scavo per fare il canale di collegamento fra i due comuni di Revinelago e Tarzo, dove ci sono venuti alla luce altri importanti resti archeologici. Quindi non appena avremo la concessione da parte della sovrintendenza, vogliamo vedere se, siamo quasi sicuri, se ce ne sono ancora altri che non sono stati portati in luce, e soprattutto ricostruire anche tramite datazioni questo importante sito che, come ho detto prima, è molto molto bello. Queste sono due immagini dello scavo di Colmaggiore. Nella parte sinistra una parte di scavo che era stato fatto al tempo con la dottoressa Bianchin Citon, che allora era la funzionaria della sovrintendenza, e sulla destra uno dei pali di legno che sono resti di palafitte, sono stati trovati anche impalcati lignei che servivano per formare la base, il suolo della palafitta. E questa invece è la spada Sauerbrunn, conservata al Museo Civico di Conegliano, che è stata ritrovata nel 1923 presso il Canale delle Barche. Vediamo un attimo il contesto più generale. Sono partita nello specifico, però in questa cartina vorrei attrarre l'attenzione di questi 111 siti che si trovano nell'arco alpino e che sono siti palafitticoli, che vanno dal Neolitico all'età del bronzo, quindi sono coevi come datazione al sito di Colmaggiore di Tarzo. Dal 2011 fanno parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e si trovano principalmente in Svizzera, in quanto è un territorio ricco di laghi, in Austria, Francia, Germania, Slovenia e anche in Italia. In Italia ne abbiamo 19 in totale. E di questi 19 siti sono dislocati in varie regioni, ne troviamo in Lombardia, in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia, in Trentino e anche in Veneto. Dei 4 siti che abbiamo in Veneto, uno si trova in provincia di Padova, 3 in provincia di Verona, e ci sarebbe il nostro nella parte più orientale, che ancora non è inserito in questa lista, però è di estrema importanza anche per correlazioni che sono state fatte successivamente con altri siti, come per esempio Paludi Livenza. Queste sono 4 fotografie che ho voluto mettere, non si riferiscono al sito di Colmaggiore di Tarzo, ma stiamo parlando del sito palafitticolo di Ledro in Trentino, e fanno vedere un po' quelli che sono gli scavi a partire dagli anni 40 del sito palafitticolo che hanno scavato, e quindi tronchi di legno, ok, grazie, che servivano per sorreggere le palafitte. Questo perché? Perché sarebbe bello ritrovare la stessa cosa qui da noi e poter fare naturalmente anche delle comparazioni. Qui vado avanti su questi dati perché sono dati relativi all'estensione
in ettari di questi siti che vi ho fatto vedere, e comunque la media italiana è molto superiore di quella europea. Solamente un'ultima cosa prima di finire, volevo ringraziare tutti i collaboratori che fino ad ora stanno partecipando a questo progetto. Speriamo nella prossima conferenza di potervi dare dei dati in più riguardo a questi sondaggi, questi scavi che faremo, e naturalmente ricordare a tutti che per poter andare avanti con future ricerche ci si basa sempre su quelle che sono state fatte precedentemente. Grazie per l'attenzione. Ringrazio tutti i relatori e anche voi. E visto qui abbiamo anche amministratori sia di Tarzo che di Revine, se voi, sindaco di Revine o l'assessore di Tarzo, volesse dire qualche cosa, il tempo c'è. Cedo anche il microfono alla collega di Tarzo. Buonasera a tutti e anche ai relatori. Noi abbiamo sposato volentieri questo progetto, purtroppo per noi arriva in un momento in cui siamo a scadenza di mandato e quindi ci sono dei problemi tecnici da risolvere, però ecco, sicuramente, come hanno detto, è un sito che ha ancora molto da scoprire, molto da dare, e quindi è necessario avviare appunto un progetto di indagine. Io volevo porre anche l'attenzione sul discorso paesaggistico e naturalistico, perché i laghi di Revine sono un patrimonio estremamente delicato che richiede appunto un'attenzione particolare, che sono stati studiati attentissimamente, perché su questi laghi esiste un'indagine, uno studio che è stato fatto, uno studio ambientale molto completo, che appunto mette in luce tutta la ricchezza di biodiversità, ma anche la necessità di preservarli e di in qualche modo conservarli. Come dicevate, si stanno lentamente interrando, quindi abbiamo la necessità di mantenere l'ossigenazione dei laghi. Per questo un altro degli studi che abbiamo è proprio quello di ridare, no, questa vita, questo ossigeno alle acque dei laghi, in modo da permettere agli organismi di vivere nell'habitat più idoneo. Questo per far capire come il sito sia estremamente fragile e che richiede un'attenzione da parte delle amministrazioni particolare, così come anche tutta la parte di contorno, che vuol dire anche le coltivazioni, che devono essere fatte con un'attenzione estrema, in modo che non portino ancora materiale organico all'interno del lago. E il motivo per cui anche negli ultimi anni c'è stata questa grande attenzione ad evitare che ci siano questi versamenti dal dilavamento, insomma, di resti di coltivazioni, è proprio dovuto a questo. Quindi questo è l'obiettivo primario che dobbiamo avere. Grazie. Buonasera a tutti. Io concordo totalmente con quanto detto dal sindaco di Revine Lago sul fatto che questi laghi siano una perla molto delicata che dovremo sicuramente, su cui dovremo sicuramente concentrarci per fare le scelte più giuste. Da assessore alla cultura mi piace però sottolineare che in questo momento i laghi, seppur stanno avendo un grande sviluppo dal punto di vista turistico, perché sicuramente stanno diventando un'attrazione per i nostri concittadini, ma anche per persone che vengono da fuori dei nostri comuni. Mi piace che siano al centro dell'attenzione invece di attività come queste, come le vostre, e di ricerche che puntano molto anche sul fatto culturale. Per cui questo penso sia un valore aggiunto dei nostri laghi. Penso che sia un onere per noi amministratori quello di capire quale sia la strada più giusta per valorizzarli nel migliore dei modi. Penso che questo sia
veramente un bel progetto, insomma, che noi sosteniamo e che vorremmo continuare a sostenere. Speriamo che sia possibile che parta al più presto, insomma, tempo permettendo, visto che i laghi forse stanno riprendendo la forma di un tempo, no? Visto che arriva quasi fino a Solero ora come dimensioni, no? Per cui io voglio ringraziare la dottoressa Moto, in particolare l'architetto Fattorel, con cui abbiamo avuto modo in questi mesi di relazionarci, ringraziare l'amministrazione comunale di Revignelago per la collaborazione, voi del Circolo, e anche approfitto di ringraziare l'assessore Toppan, che vedo qui, per la collaborazione che ha voluto dare il comune di Conegliano a questo progetto. Io vi ringrazio e grazie mille per questa iniziativa. Se ci fosse qualcuno che ha qualche domanda da fare, abbiamo ancora 5-6 minuti, quindi ben volentieri, qui ci sono gli esperti e vi possono rispondere. Parto io, dai, allora. Sì. Gioco in casa. Sì. No, una considerazione così molto semplice, io non sono del ramo chiaramente, però quello che ci restituisce anche questa serata è un'area fortemente antropizzata, da sempre praticamente, anche alla luce sostanzialmente degli insediamenti del Castellazzo, che i ragazzi del GAC hanno studiato, che insomma si porta avanti almeno fino all'età dei Goti, perché c'è quella silicola, mezza silicola di Vitigge, e poi io ho anche notizia documentata, non su chiacchiere, di una probabile necropoli romana in zona Tarzo, tarda, del III secolo in base alle monete che sono state trovate, è una lettera degli anni 20 ed è dell'epoca più o meno dei ritrovamenti delle spade Sauropo. Quindi insomma ci restituisce un'area veramente sfruttata e interessante anche dal punto di vista dell'insediamento antropico, sicuramente della storia che ha. Sì. Ringraziamo, e se qualcun altro vuol chiedere qualcosa, sì. Sì, i laghi attualmente fanno parte di un parco, però ci sono ancora degli accordi fra le due comunità, le due amministrazioni, i due comuni, per la firma di determinati, determinate condizioni per, comuni per il mantenimento e per la tutela e per la gestione di questo parco. Quindi mi piacerebbe che questi accordi fra i due comuni fossero siglati in maniera tale che effettivamente il parco possa prendere vita, possa prendere consistenza e possa essere veramente un parco e tutelato come deve essere tutelato un parco, anche per le culture che ci sono, che gravano attorno non soltanto ai due laghi, ma a quella che è tutta la parte, idrica, se magari non è il termine più corretto, che gravita sui laghi. Quindi anche i canali di scolo, che chiaramente questi sono, hanno vita, sia come flora sia come fauna all'interno di questi corsi. Questo era un messaggio che volevo dare. Questo è un auspicio rivolto specialmente ai politici, non tanto agli archeologi, storici, naturalisti, chi ne ha storici di archeologia industriale, eccetera. Qui anch'io mi associo a quello che ha detto Roberto, insomma si spera che si possa fare. Sì, l'ho diverse volte sollecitato, penso che l'assessore si ricordi. È il passo importante da fare questo, e anche perché a parte va regolamentato il parco in quanto per le culture, come diceva il signor Frare, e dal punto di vista anche del censimento di tutte le specie che sono all'interno del parco, che sono la ricchezza del parco stesso. Quindi questo è un grosso lavoro da fare. Sì. Beh, auspichiamo tutti quanti che sia fatto questo lavoro. Altre domande o altre... Beh, sì, allora... Un ringraziamento semplicemente perché avete fatto una
serata magari tra virgolette anche molto attenta, molto pignola, ma molto piacevole, scorsa, molto veloce, e si vede veramente l'amore e l'impegno che ci mettete, per cui volevo semplicemente ringraziarvi. Sì, noi ringraziamo lei perché non è facile che vengano riconosciute a nessuno queste cose che si fanno anche molto per passione, e ringraziamo i relatori, ringraziamo anche il Circolo Vittoriese, che vado male perché sono anch'io socio, ma insomma sì, non dovrei dire così, ma siamo contenti di aver offerto un prodotto questa sera grazie a loro che sia piaciuto. Adesso le ultime parole al Presidente. Grazie, complimenti. Io veramente mi sono bevuta letteralmente le vostre relazioni, grazie. E vi chiedo già da subito di ritornare quando avrete compiuto la vostra ricerca, perché ci dovrete dire i risultati. Siamo d'accordo? Bene. Ecco, ci ha raggiunti l'assessore Toppardi Conegliano, che saluto e ringrazio per essere presente. Volevo dirvi che il circolo prosegue con i prossimi incontri nel mese di giugno, e venerdì 14 giugno alle ore 18 ci sarà una dottoressa archeomedievista, quindi Eva Spinazzè, che ci parlerà della chiesa e chiostro medievale in Santa Maria di Follina, l'orientazione delle chiese benedettine. Ha fatto uno studio su 23 chiese benedettine e ha scoperto che effettivamente c'è un'orientazione particolare, e siccome questi studi sono stati pubblicati anche in edizioni importanti, insomma, di storia dell'arte, e comunque edizioni di ampio respiro culturale, noi la ospitiamo proprio perché è molto interessante questa sua ricerca. Poi venerdì 28 giugno alle ore 18 qui nella loggia di Ceneda, quindi la loggia appena restaurata sotto il portico, il dottor Enzo Micheletta, ex allievi della Cerletti di Conegliano, e la principessa Isabella di Collalto verranno a parlarci della collaborazione che c'è stata per moltissimi anni, quindi quasi un secolo, fra i Collalto e la scuola enologica. È una cosa che non sapevamo nel dettaglio, e quindi la ospitiamo volentieri. Grazie a tutti per essere stati presenti e speriamo di vederci.